Alberto Alesina, che è un professore di Harvard University, e che al tempo si era detto parlare di uno studio che ha fatto dopo, è diventato un articolo accademico, insomma, Economic Integration and Political Disintegration, cioè integrazione economica e disintegrazione politica. Cioè Lorig aveva visto che c'era un rapporto statistico tra l'aumento dei paesi nel mondo, cioè un aumento che dal dopoguerra è andato da 74 paesi esistenti a 195 paesi nel giro di 60 anni, quindi indipendenza regno per la maggior parte pacificamente, e l'aumento dell'integrazione economica, okay, di ricchezza. E quello e quindi che ha fatto anche studi econometrici e tutto, e la conclusione che si è venuto a fare è che in un periodo di globalizzazione, di economia globale, dove non c'è confini economici, cioè se tutte siano imprese in Danimarca, non ti si limita al mercato danese, ma il mondo è il tuo mercato. Quindi non ha importanza, il confine politico non è un limite per la tua ricchezza. Lorig notava, guarda, i paesi più grandi, di dimensioni più grandi, questi pachidermi di un'altra epoca, cioè ottocentesca, è quelli che va preso. Su base è sempre il reddito pro capite, e quindi a differenza del primo grafico che ho fatto vedere, che facevo vedere solo l'Italia, pararia che ha solo un problema l'Italia, sono sempre il mondo molto largo, quindi sono un problema nostro. No, l'Italia è il peso di tutti e non è più. Però c'è un problema che c'è anche in Francia, in Germania e lasciante de manco anche in Gran Bretagna. Cioè c'è un problema che c'è per diversi paesi enormi, di dimensioni anormali per questo periodo storico. E appunto che ha delle inefficienze. Che ha l'inefficienza perché se devo competere che sia con la Danimarca, con l'Olanda, con la Svizzera, con l'Austria, con la Finlandia, con la Svezia, tutti i paesi piccoletti, quindi tutte che una impresa in Germania e in Svezia non cambia niente. Però il problema è che una impresa o un cittadino tedesco, italiano, francese è tanto più distante dalle decisioni politiche, quindi se come cittadino è molto più distante dal potere decisionale, cioè è più suddito che cittadino, mentre un danese, un olandese, uno sloveno è molto più vicino appunto perché c'è quindi una efficienza a essere più piccolo, te sei come cittadino più vicino al potere. E non c'è difficoltà per il fatto che tu sia piccolo, perché tanto se mi va una bella idea vendo 1 miliardo di cinesi, che sia danese o francese. Ecco, questa cosa è sempre l'Italia rispetto invece con l'Europa occidentale e con l'Europa orientale. Se qua c'è tutti i paesetti che fino a 20 anni fa si renderio tanto perché venivano fuori dal comunismo, Slovenia, Repubblica Ceca, Estonia, Slovacchia, Ungheria, eccetera, eccetera. Vediamo che tutti avanzare rispetto alla media europea. E l'Italia, e con noi altri dentro, la cola a picco. Qua c'è il dunque, perché questo grafico quasi è vecchio di un anno. Fino a dicembre ne contava, cioè fino a 2 mesi fa, ne contava che per 2008 l'Italia aveva una crescita. Okay. Adesso Venere è venuto fuori i dati ufficiali, quindi basta i prognostici, le supposizioni, perché finché te puoi dire stimare, stimo che sarà una crescita. No, una volta che sei i dati te puoi stimare un bel niente, quindi la realtà è venuta fuori. Mentre questi grafici si basano sulla crescita dell'Italia, la realtà è che l'Italia è calata a 1% nel 2008, quindi un calo dell'1% nel 2008 vuol dire che alla fine del 2008 si è retrocesso dell'1% rispetto a quello che c'era nel 2007. Quindi siamo andati non a livelli del 2006, ma a livelli del 2005, perché quando che cresceva del 0,x%, adesso stiamo andando all'1%.
quindi solo a fine del 2008 siamo a livelli del 2005. E mica avevo a naso, avevo detto col 2009 che si è previsto un altro calo del 2%, andiamo su ai livelli del 2002 come reddito medio. Un professore di economia della Bocconi invece che ha fatto uno studio più dettagliato di me e che ha detto no, che si arriva ai livelli del 2000. Quindi una decade sparire. Brusare. Sempre appunto per questo problema che non siamo competitivi rispetto alla Slovenia, che adesso i dati per la Slovenia per il 2008 non sono ancora ufficiali, ma ci sono quelli che a seconda delle stime che si era fatti, prima si prevedeva che uno sloveno fosse ricco quanto un italiano entro il 2010, quindi l'anno prossimo. Adesso con i nuovi dati pararia proprio, questa cosa è ancora una novità che non ho tanto pubblicizzato, che entro fine anno uno sloveno medio sarà più ricco di un italiano medio. Okay? E penso che qua tanta gente che ha fatto un giro in Jugoslavia 20 anni fa, nel 1999. Quindi, tanto per dirvi, 20 anni non è un granché, e che c'era un abisso fino a 12 decenni fa. Quindi non che c'è svolte, non che c'è luce al fuori del tunnel, del tunnel italico. Non c'è una recessione momentanea colpa della recessione che arriva dall'America. Quella pendenza lì la continua ad andare avanti perché c'è un problema strutturale. E mentre gli altri stati le dimensioni più piccole, più efficienti, continuerà a fiorire per altri 10 anni di sicuro. Quindi fra poco, se non si vede una mossa, siccome siamo all'interno di questo contenitore, finiremo noi altri a essere la Jugoslavia d'Europa, okay? Non l'Albania d'Europa, ma almeno dei livelli del tempo comunista. Quindi sta riforma che questo direttore del Fondo Monetario mi diceva come con la bacchetta che avete a fare le vostre riforme. Sì, le femmine la nostra riforma è l'indipendenza, perché solo con l'indipendenza potremo gestirci le nostre risorse, potremo avere un governo che sia più vicino alle esigenze dei cittadini e potremo competere all'interno dell'area euro, perché così come che sei non potremo mai stare dentro l'area euro. Parlando sempre prima della velocità lesina, qualche settimana fa c'era Foscari perché si deve presentare un suo libro che ha fatto con Giavazzi sulla crisi finanziaria di questi ultimi mesi. E insomma in risposta a una domanda che lo dirigeva verso sto topic, insomma una domanda che avevo fatto, e lui aveva risposto di fronte a una platea di 300 persone. Ah beh, guarda, i numeri così come che sei, siamo già a livelli peso dell'Argentina, cioè lì non è una roba, si può dire apertamente, perché se fra a livello di economisti, professori universitari c'è un dato di fatto che come livello adesso l'Italia si è messo a peso dell'Argentina quando che ha fatto il crollo. Però dice, se non che fosse sta l'euro sarebbe già successo. Okay. Allora uno si potrebbe concludere, beh, allora il fatto che siamo dentro l'euro ne ha salvato, perché sennò finivano come l'Argentina. Non è proprio vero, perché è il fatto che l'Argentina aveva fatto lo sciopero che aveva fatto nel 2001, lo ha anche fatto, perché se non lo faceva l'alternativa sarebbe stata peso, okay. Se la teneva sempre al tempo, senza andare nel dettaglio, allora che aveva un peg con il dollaro che al tempo si era messo forte, quindi si era soffegata da una politica monetaria di un paese, di una moneta messa forte al tempo il dollaro.